Mamma di un prezzo a Borgia. Cadello sotto. Un guardaportiere di 4K. Il signore chi è? Enrico Passettiello ai vostri comandi. Desiderate parlarmi? Sì, desidero parlare con voi, con il signor Fortunato. Don Camillo e Don Fortunato dipendono da me. Quello che io voglio, loro fanno. Ma questa bella da me papà, quando è più preoccupante così esattamente. E allora padrone? Desiderate rimanere da sola? Ma non c'è bisogno. Quello che devo dire lo possono sentire tutti quanti, non è un affare segreto. Va bene. E allora restate tutti. Chi si sta muovendo? Bettina? Siete posti a sedere. Sette canne della siciliana. Prima o poi non posso credere di beire la sopporto che più di là, perché mangiano, bevono e dormono e un buon fa niente. Ma tu che fai? Chi che faccia? Io non sto con la piace, ha già buscato ma la sa. Prego, eccellenza. Tu non esci verticale da questa casa, poi esci orizzontale. Sta passando questa, ma licenziata. Dunque, andate. Cara signora, mi scrivo in campo parole. Vostra nipote mi piace e ve la voglio sposare. Informatevi. A me mi piace il simpatico che sposare. Silenzio! Come ti permetti di parlare in mezzo? Che ti dà tanto bene? Sentite, signore, il vostro parlare non mi piace. Voi precipitate troppo le cose. Parlate meglio. Come ce l'ha? Un mese fa vidi vostra nipote alla finestra. Me ne innamorai. Mi giurai di farla mia. Sono venuto qua per parlare con voi. Volevo parlare pure con il padre e con il zio. Ma visto che il padre e il zio non contano niente, che sono due esseri che ci sono o non ci sono, fa lo stesso, e allora padre, sono capo commesso della casa giusto in compagni. Mi vengono 2000 lire tra lui e mesate. Domandate lì. Sono un giovanesco di buona famiglia e posso renderla felice. Volete parlare? No. No, questa volta la parlo. Dai, questa volta. Sentite, signore, oggi siamo in un'epoca che riguardo al matrimonio bisogna spavalzare un atto di oggi. È vero, non felice? Sicuro? Non è un'umiliazione, amore? Un giovane quando si presenta deve apprendere tante bugie, tante falsità. Io non parlo già per voi, parlo al generale. Alla colonnello. Questo giovane mi dice che guadagna 1.300, 1.400, 1.500 lire al mese. E niente. Sapete cosa succede? Che la giovine piglia l'amore. I genitori, per non farla ammalare, tentano. Dopo il matrimonio non ci sono i mezzi e i genitori sono costretti a mettersene in casa e a dare tutto quello che gli serve. È vero, non felice? Sicuro? Ma ci mancava un mannaggia. E poi cosa vi devo dire? Che se ne fa mia nipote di 2.000 lire al mese? Che sono 2000 lire? Ma chi ha viste mai? Mia nipote è una certa dote, non può mica sposare un commesso di 2.000 lire al mese. Ma io non sono pulito, che a morte sua lascerà tutto a me. A morte su, ma poi prima ancora. Fatelo morire. E poi alla camera. E voi ve la sposate? No, papà, io non voglio. Zitta! Zitta! Zitto tu! Zitti tutti! Cara signora, io non pensavo che potesse essere così. Io mi sono regolato da gentile, perché voglio bene al concettina più di qualunque altra cosa. Io non sono uno di quelli che avete detto voi, in quale si presenta in una famiglia, racconta un marito, inganna una figliola e dopo che l'hanno sposata si piazzano in casa dei parenti della moglie e mangiano, bevono e si divertono senza fare niente, non è vero, felici? Sicuro? Ma come ci sta? Mi Che cazzo ci
da quel giovane onesto che sono, che Concettina sarà mia a qualunque costo. Voi avete voglia di fama, che io arrivo alla città! Ah, che dico io? Sì, ma mi fa ragazzi, ma guarda avanti. Papà non conta niente, perché qua comando io, la padrona di casa sono io. Comandare, si capisce, perché tutti guardano una cosa mia, tutti guardano, ma sa, perché si prende. Papà non parla, che ha posizione, non fa parlare.